Lascia la lei si guarda nel cuore. Che cosa l'ha convinta a fare questo passo? No, non voglio dare strumentalizzazioni, ho visto che stanno raccontando su tante cose, tante bugie, io voglio fare un'operazione verità, non voglio che venga strumentalizzato nulla e siccome la REI è una cosa bella della città voglio che resti fuori da questi percorsi. Purtroppo la situazione che ho trovato è veramente pesante in questa città, ci vorrà molto entusiasmo, molto lavoro, anche molta determinazione purtroppo, dico purtroppo perché si va a toccare la carne, la vita delle persone e vi garantisco che trovo una situazione che in certi casi è incardinata, sotto il profilo burocratico, proprio non è scardinabile certe cose, alcune cose purtroppo le devi fare, se no rischi o il danno erariale, perché poi se tu blocchi delle cose che sono già in corso, che non hai visto, ma poi vedrai, e quella roba lì non puoi fare niente. E diranno che invece io potevo bloccarla, potevo farla. Non è così perché alcune cose sono proprio scellerate e le bloccherei domani mattina se potessi, non abbiamo la possibilità di farle. Sono stati amministrati veramente male. La Valenari bis per esempio. È veramente, oggi sono uscito dalla riunione adesso e mi girano come eliche, insomma, cioè nel senso che c'è un'opera legittima a questo punto, appaltata, finita di appaltare e tutto, in cui spendiamo 17 milioni di euro della banca del BEI, tutte queste robe qua, ma insomma, cioè veramente con un bilancio del genere si mettono a fare queste robe, cioè purtroppo farò adesso un'operazione verità anche su questa roba qua e vedremo anche con i comitati, con le cose, voglio spiegargli, voglio fargli vedere, però com'è la situazione adesso cioè, è quasi una certezza il danno erariale, cioè nel senso che tu se blocchi i lavori, intimi il blocco dei lavori, devi pagare penali fino a 3 milioni e mezzo in questo caso e la Corte dei Conti richiederebbe all'amministrazione, ma non al comune, ai singoli amministratori e ai dirigenti, cioè, e questi non firmeranno queste cose qua. Cioè, abbiamo costruito un pachiderma di robe, capito? La verità è che quando è stata fatta sta roba si è continuato a progettare strade per fare urbanizzazione, cioè, adesso vediamo se i comitati, se capiscono e se ci credono a quello che dico, perché poi c'è anche questo da dire, vediamo se ci sarà possibilità di fare compensazioni o quant'altro per andare incontro a sta roba, però insomma comunque un'operazione verità, su questo va fatto di sicuro. Ho provato a dire qualcosa adesso, ma lo faremo con le carte, con i titoli, con le cose, cioè, con le norme, con quello che è successo, che è giusto che la gente sappia assolutamente. Fatta la giunta, qualche alleato potrebbe non essere soddisfatto? No, non credo, cioè, c'è qualcuno che dice delle cose.